Corsa numero 6 da Bologna, DJ dei Veltri, DeLorean Wise, decimo meridio GPD, Dylan Chris non corre, scusate, Juanito Goberna, Diana Piz, Demon di No e Demon. Partiti con la velocità iniziale di Diana Piz, che è anche la favorita, va subito al comando nei confronti di DJ dei Veltri. In terza posizione Demon di No, intanto i 200 in 15,2 con Diana Piz che ha chiuso praticamente alla pari contro il 1,5 di Demon, che è l'avversario principale. Vediamo intanto la risalita esterna da parte di decimo meridio GPD, che dopo 400 metri in 34 cerca di avvicinare la testa. La via comunque sul ritmo, l'allieva di Alessandro Gocciadoro, che completa i 600 in 44,9 da 1,15 appena scarso davanti alle tribune. Sempre un paio di lunghezze di margine nei confronti di DJ dei Veltri, che all'esterno decimo meridio GPD. Al largo sono anche DeLorean Wise e Demon. E intanto un chilometro che viene coperto dalla testa in 1,13,7, c'è grande andatura anche qui. In seconda posizione si mantiene lungo la corda di DJ dei Veltri, all'esterno è sempre decimo meridio. Ora siamo a poco più di 400 dalla conclusione e dalla coda si muove Demon, che viene via in terza ruota. In vantaggio di Diana Piz, efficace comunque l'azione di Demon, che insiste nella sua progressione, ha ancora 3 lunghezze di margine da ricucire da Diana Piz, che entra nettamente al comando addirittura d'arrivo, deve vedersela anche con DJ dei Veltri. Poi Demon di No, finale con Diana Piz che allunga ancora e vince, mentre per il secondo probabilmente DJ dei Veltri ha ragione di Demon di No. E anche qui 1,12,8 il ragguaglio conclusivo con 28,5, poi 29 a chiudere. Ma dopo un altro 29 di terzultimo quarto, davvero una prestazione superba, anche in questo caso da parte di Diana Piz, e triplo quindi per Alessandro Gocciadoro, triplo sia come driver che come trainer, in quanto ha vinto anche la prima corsa con Dacia del Ronco in Gentleman, mentre ha sostituito Max Castaldo con Castellam Damsà, e quindi 3 vittorie in salchi e 3 da allenatore per Alessandro Gocciadoro, che vince bene bene con Diana Piz al comando, al record in carriera per questa allieva di Johnny Pizzolato.